Una madre che abbraccia il figlio e lo sente morire tra le sue braccia e rimane lì con i jeans imbrattati del sangue di quel figlio che già non respira più. Voglio cominciare questa puntata di Sicilia 24 Focus con la foto che vi stiamo mostrando, una foto potente. Non succede a Gaza, non succede in Ucraina, è successo a Palermo. In questa immagine c'è il dramma di Fabiola Galiotto, la mamma di Paola Tormina, il giovane uccisa a sangue freddo con un colpo di pistola nel locale di famiglia. Mio figlio era un eroe, mentre lo abbracciavo l'ho sentito morire, ha detto. Poi ancora sotto shock e con una forza sovrumana il giorno dopo era alla testa del corteo, la vediamo qui sorretta dalle altre donne della famiglia, un corteo che ha portato 2000 persone per strada da piazza Politeama a piazza Teatro Massimo. I nostri figli, i nostri fratelli devono tornare a casa, ha detto sul palco un'altra donna, la sorella di Massimo Pirozzo, che insieme a Salvo Turde e Andrea Miceli è uno dei 3 ragazzi uccisi invece in un'altra strage, quella di Monreale, solo 6 mesi fa. La chiamano movida violenta, ma non è divertimento, sono risse, accoltellamenti, sparatorie e anche omicidi. Palermo però questa volta scese in piazza, migliaia in corteo, la voglia di non voltarsi più dall'altra parte. Ne parleremo in questa puntata che va in onda in una forma più estesa, perché l'argomento è scottante e perché abbiamo tanti ospiti e tanti contributi. Vi presento subito i miei ospiti. In studio con noi c'è Davide Bennato, presidente del corso di laurea in Scienze e Lingue per la Comunicazione dell'Università di Catania. Benvenuto. Grazie, benvenuti a tutti. In collegamento abbiamo Attilio Bolzoni, giornalista, conoscitore di cose di mafia. Benvenuto Attilio. Buongiorno a voi. E in collegamento da Palermo Fabrizio Ferrandelli, assessore alle politiche sociali del Comune di Palermo. Benvenuto. Grazie, ben trovati anche a voi. Allora voglio aprire questa discussione questa volta con un'altra foto, anzi più che foto è un video social postato su TikTok addirittura dall'assassino reo confesso di quell'omicidio, Gaetano Maranzano, 28 anni, che poche ore prima dell'arresto, in un arco di tempo comunque molto breve, cosa ha fatto? Ha postato questo video, vediamone pochi secondi. Come arresti? Per che cosa? Per l'omicidio di Michele Navarra. E te che te ne fai? Ecco, pochi secondi, la foto è di Gaetano Maranzano, l'audio in sottofondo è quello del film Il capo dei capi, questo è il video postato a poche ore dall'arresto. Attilio Bolzoni, giornalista, tu hai vissuto gli anni più bui di Palermo. Chi sono questi che sembrano caricature dei mafiosi, un po' tutti uguali, tutti con la barba, con quegli occhiali, con lo scooter e anche con la pistola in tasca? Ieri sera il segretario della CGIL di Palermo Ridulfo, che ha organizzato una marcia silenziosa ma per fare rumore, ha detto: questa è la nuova mafia. È mafia, pseudomafia, submafia? Cos'è secondo te? Ma non c'entra nulla con la mafia, non c'entra secondo me nulla con la mafia, anzi è la crisi della mafia totale. Questi che si dicono mafiosi e si fanno vedere con le moto d'acqua, questi che confondono la fiction con la realtà. Oppure che emulano lo stesso figlio di Rina, che è uno scollegato, che noi giornalisti, i giornali, le TV gli danno troppo spazio, uno così che dice stupidaggine, nel delirio totale. Questa è gente che non ha nulla a che fare con il potere vero della mafia. Lì a Palermo, secondo me, c'è una situazione molto originale, molto nuova, sia verso il basso che verso l'alto. Da una parte c'è una borghesia mafiosa che ha riconquistato la città, secondo me, o forse non se n'è mai andata, e dall'altra c'è la mafia, quella che conosciamo noi, delle facce sconce, dei Rina, dei Ganci, dei Madonia, dei Galato, che ha perso il vero potere che avevano nelle borgate, e c'è questo esercito di disperati che dà gli assalti alla città, che fa scorribande, ma è una violenza che porta secondo me molto disturbo alla mafia,
E Solo che la infatti mafia non- questo è l'altro interrogativo. Ci torniamo tra poco a Tilio. Intanto voglio andare da Fabrizio Ferrandelli. Parlavamo di queste marce, di questi cortei, in alcuni dei quali anche il sindaco è stato contestato. Sindaco che da una parte ha annunciato misure restrittive come le zone rosse, cioè zone interdette appunto a soggetti per esempio con precedenti, e poi da tante parti si invoca l'esercito. Ecco, sono queste le soluzioni a questo problema? Ma intanto io mi ritrovo davanti alla Camera Ardente che è stata allestita al Paloreto, dove chiaramente insieme all'amministrazione comunale siamo riuniti in cordoglio perché noi questa partita ce la vogliamo giocare in strada e a fianco dei nostri concittadini, perché Palermo è quella che scende in strada, Palermo è quella che si ribella a queste dinamiche di sopraffazione, di violenza che vogliamo rilegare ai libri della storia e che purtroppo sono tornate ad insanguinare le nostre strade. Palermo è quella di migliaia di giovani che non obbediscono a questo schema ed è chiaro che con i poteri che una pubblica amministrazione ha, che non gestisce chiaramente l'ordine pubblico e neanche le forze di polizia, dobbiamo però fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per fare sentire al sicuro i giovani e i nostri concittadini, non criminalizzando la movida, perché le ore del divertimento sono ore anche di crescita sociale per la nostra città, e quindi la videosorveglianza, il potenziamento con altre 800 telecamere dei circuiti che possono offrire una deterrenza, il potenziamento della nostra polizia municipale in strada, le mosse che sicuramente provano quantomeno ad arginare le frequentazioni sono intanto misure dovute. Non ci restituiranno sicuramente la vita di chi oggi non c'è più, ma sono atti di presenza di un'amministrazione che non si volta dall'altro lato, che comprende di avere un problema e che prova a metterci tutto quello che può. Posso dire dal nostro corrispondente da Palermo, Fabrizio Ferrandelli, visto che sei proprio diciamo, nel posto che noi seguiremo questo pomeriggio. Una battuta, ma quindi 800 telecamere, la polizia, l'esercito, le zone rosse, però parliamo sempre di una sorta di militarizzazione. Poi c'è dall'altra chi chiede invece gli interventi sociali, le scuole, i servizi, le palestre nei quartieri da cui provengono spesso purtroppo queste bande. Sono fondamentali perché il tema che emerge è un tema di grande degrado sociale, è un tema di mancanza di riferimenti culturali solidi. La pubblicazione di questo TikTok è vergognoso e, se mi permettete, è ancora più vergognoso il TikTok che parenti del Maranzano hanno diffuso nelle ore successive, quasi a voler commiserare il gesto che è stato compiuto. Quindi c'è un tema di povertà educativa, c'è un tema di modelli, c'è una partita che noi ci giochiamo come sempre con la cultura e ci giochiamo come sempre entrando sul territorio. E sicuramente quello che voi dite è molto vero, dall'altra parte mi piacerebbe però molto che non venissero ghettizzati i nostri quartieri popolari. Lo Zen è pieno di cittadini per bene, di lavoratori che hanno un disagio abitativo che hanno risolto negli anni grazie agli interventi di edilizia popolari, ma non è di certo quella feccia dai quali sono venuti poche mele marce come i Calvaruso o i Maranzano. Lo approfondiremo questo aspetto con uno dei volontari che operano allo Zen, Fabrizio Arena, che sarà con noi nella seconda parte della nostra trasmissione. Intanto con Davide Bennato volevo commentare, faceva riferimento anche Ferrandelli, c'è il post e poi ci sono i post dei suoi parenti, ma anche il cordoglio degli amici di Paolo corre sui social. Dei social non possiamo fare a meno, però è vero che il profilo di questa persona, dell'assassino reo confesso, era infarcito di celebrazione della mafia, dei personaggi della fiction, di film violenti e di tutta la simbologia collegata. Sì. Secondo me bisogna prendere in considerazione sostanzialmente due fattori, due elementi. Uno è l'utilizzo dei social, della piattaforma per la costruzione della propria identità, della propria visibilità in uno spazio pubblico, e dall'altro invece sono i contenuti, cioè con cosa si costruisce questa visibilità. Il fatto che abbia avuto il tempo, no,
di poter fare un video, diciamo così, proprio sfruttando i pochi minuti che ci sarebbero stati quando sarebbe stato intrecciato le forze dell'ordine, fa capire sostanzialmente una cosa, che aveva bisogno di lasciare una traccia e di questa traccia rispetto alla propria identità lasciare un segno. Quindi sicuramente è simbolo di dover marcare un territorio simbolico, in questo caso che è legato alla comunicazione, e questo è un aspetto. L'altro aspetto rispetto ai contenuti fa capire appunto che siamo in una situazione in cui i riferimenti culturali fanno riferimento sostanzialmente alla fiction, in cui è l'unico strumento attraverso il quale ci si può riconoscere e attraverso questo strumento poi dare vita ad una propria visibilità all'interno di queste piattaforme. Quindi secondo me c'è un doppio livello da questo punto di vista: da un lato cercare di colonizzare uno spazio pubblico utilizzando le piattaforme digitali, questa ostentazione, sì, questa capacità di utilizzare di intercettare, quindi anche quest'area spavalda, ma soprattutto per farsi riconoscere dai propri, cioè trovare sostegno da legami familiari, legami amicali che legittimano questo tipo di atteggiamento, e questo da un lato. Dall'altro però questo tipo di situazione ovviamente è iscritta alle caratteristiche dei media, soprattutto dei media legati alle narrazioni mafiose, quindi non c'è neanche un rapporto diretto, ma c'è un rapporto più che altro simbolico, e questo fa capire come i contenuti siano molto poveri da questo punto di vista. C'è poi un altro particolare che mi ha colpito, e cioè che Marranzano, che appunto ha confessato il delitto, gli hanno detto: perché giravi con una pistola, e lui ha detto: porto la pistola sempre con me perché Palermo è una città pericolosa. È un'affermazione per certi versi surreale e grottesca, dall'altra però c'è un fondo di verità, nel senso che la violenza alimenta la violenza, e quindi anche in questi circuiti sono persone che, avendo a che fare con gente armata, alla fine devono a loro volta armarsi. Allora voglio andare di nuovo da Attilio Bolzoni su questa estrema diffusione delle armi, da dove arrivano, e anche un tempo l'arma era il possesso della prima arma, una sorta di rito di iniziazione, ed era prerogativa dei mafiosi. Adesso non è più così. Ma le armi arrivano dappertutto. A Palermo ci sono sempre state le armi. Non è detto che arrivino dagli arsenali della mafia. Ad esempio, mi pare di avere letto che questo Marranzano è stato trovato con una seconda pistola, quindi ne aveva più di una. No. Le armi fanno molta impressione a me per un'altra cosa, perché questa gente, questi ragazzi, sono capaci con un'arma di determinare situazioni molto particolari, perché possono andare a chiedere il pizzo, ad esempio, puntando un'arma, e chiedere 50 euro, e il commerciante, che se ci sono stati, come ci sono stati alcuni commercianti che sono riusciti a ribellarsi negli anni precedenti al pizzo, davanti a una pistola, un ragazzo completamente scollegato che gli chiede magari solo 50 euro, paga perché gli conviene. Questa carica di violenza può essere veramente molto intimidatoria per tutti, non solo per la vittima del momento. E comunque, lo ripeto, questo uso delle armi e questa violenza, questo rumore, questo clamore va un po' contro tutto quello che è successo negli ultimi 33 anni. Dalle stragi in poi, e più tempo è passato, più questa situazione si è determinata. Palermo è stata una città tranquilla, governata tranquillamente dalla criminalità. Ora da circa un anno c'è questo fenomeno veramente strano. È una situazione inedita per Palermo e bisognerebbe studiarla, ma dire che ho letto e ho sentito che potrebbe essere anche una strategia mafiosa. Un segnale per farsi notare anche, no, dai vertici, e poi scalare eventualmente. No, secondo me no. Invece c'è una cosa che secondo me può essere molto pericolosa in questa situazione, perché già nel passato qualcosa di simile è accaduto. Quando non c'è più un grande controllo della criminalità organizzata, e ci sono tutti questi gruppi, per imporsi un gruppo rispetto agli altri può intraprendere un'azione eclatante per dire: noi siamo più forti di voi. Questo è l'unico pericolo
che intravedo in una situazione così scivolosa come quella che sta attraversando oggi Palermo. Ma non parliamo di grande mafia organizzata, la mafia oggi a Palermo è un'altra, è una borghesia mafiosa che è uscita indenne dai processi dopo le stragi. E che fa affari, però Attilio, brevemente, però in genere la mafia non ama queste azioni eclatanti, a omicidi, cioè perché disturbano gli affari, in questo caso non reagisce. Non solo non reagisce, perché la borghesia mafiosa non reagisce perché su altri livelli. Probabilmente la mafia delle borgate, la mafia delle facce sconce, quella del piccolo movimento terra, del traffico, dell'estorsione, ha una sua fragilità in questo momento e non riesce a reagire. Non solo, fino a un anno fa leggevo che parte della movida palermitana è in mano a Cosa Nostra e Cosa Nostra, se avesse la forza, permetterebbe delle scorribande simili. No, io credo che in questo momento a Palermo ci sia una grande crisi dello Stato e una grande crisi della mafia delle borgate, la mafia che io chiamo la mafia degli emarginati, perché poi c'è una mafia degli incensurati che quella gode di buona salute. Quella sta bene. Fabrizio Ferrandelli, dicevamo, tanti, diciamo, come capita sempre, se la sono presa con il sindaco, il Parlamento regionale ha chiesto una seduta straordinaria per discutere della violenza in città, la questione sarà affrontata anche in una seduta della Commissione regionale antimafia che si riunirà allo Zen, qualcuno se l'è presa anche con il prefetto Mariani, però cito il direttore della Sicilia Antonello Piranio che dice quello che sta accadendo non si può ridurre ad un banale fattore di disamministrazione, e questo è vero che il sindaco non può fare tutto, però è anche vero che non si possono svendere pezzi di città per farne movida e per farne il regno degli apericena. Questo almeno, questo criterio si può rispettare, si può intervenire su alcune cose. Sì, assolutamente si può e si deve intervenire, ma questa è una misura che abbiamo votato alcuni mesi fa, ad esempio bloccando le nuove licenze in centro storico, perché probabilmente anche negli anni passati intorno al food e beverage è stata attivata un'azione senza pianificazione e senza controllo che ha portato una densità diversa. Dall'altro lato mi convince molto l'analisi di Bolzoni. Quello che noi stiamo verificando è come se ci fosse una sorta di paranza dei ragazzi, è come se ci fosse un modello di camorrizzazione della mafia in cui dei gruppi, dopo i colpi che sono stati assestati a Cosa Nostra da parte dello Stato, dei gruppi di giovani scelgano la movida come teatro. E infatti noi non crediamo che gli episodi che abbiamo vissuto in questi mesi siano legati all'uso di alcolici, all'uso di sostanze stupefacenti o ad altro. Crediamo che possono essere anche delle strategie di giovani che fanno della movida il palcoscenico per farsi notare e magari farsi reclutare e portare avanti un'azione criminale. E per questo sì che serve l'azione immediata repressiva da parte delle forze dell'ordine. Il processo educativo e di pianificazione invece è molto più profondo, ha dei tempi che sono a medio e lungo termine e chiaramente sono molto più dilatati. Però dobbiamo affermare anche dei modelli culturali. Stamattina un ragazzo, andando in una scuola di periferia, contrastando il proprio docente che lo rimproverava, gli richiamava il modello dell'esecuzione che c'è stata gli scorsi giorni alla Champagneria, dicendo che se avesse continuato avrebbe fatto la fine che ha fatto il ragazzo che piangiamo tutti alle spalle. E allora è una partita che giochiamo tutti insieme, non c'è una risposta soltanto, una risposta complessa va data ad un fenomeno che è complesso e che forse per la prima volta ci stiamo ritrovando in questa forma davanti agli occhi, non avendo gli antidoti. Allora, prima di salutare Fabrizio Ferrandelli, un'ultima domanda, dico, si può ancora dire oggi, come ha detto il ministro Piantedosi in visita a Palermo per il 19 luglio, che il problema della sicurezza è nazionale e che anzi i dati dicono che i reati a Palermo sono in diminuzione? La statistica che da lui citata può veramente fotografare quello che sta succedendo in questa città?
ogni vita non può essere considerata un caso statistico, ogni vita reclama sicuramente giustizia, ogni vita reclama impegno e quindi comprendo che spesso i parametri di un ministro possono essere basati sui dati ministeriali che vengono diffusi dalle città, ma io oggi sono qui da amministratore locale e un amministratore locale ha il dovere di stare al fianco alla propria collettività, sia che si registri un episodio di violenza come se ne registrino 1000, e noi sentiamo il dovere di stare a difendere i cittadini palermitani che evidentemente, al di là delle statistiche, hanno la percezione di vivere in una città insicura, e questa percezione purtroppo in più di un'occasione è stato teatro di morte. E forse non è, direi, soltanto percezione. Grazie Fabrizio Ferrandelli, noi ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità. Grazie a voi. Ma continuiamo con altri ospiti, ci raggiungeranno Salvo Piparo, l'attore e un volontario che lavora allo Zen, Fabrizio Arena, quindi pochi minuti e torniamo. Ed eccoci alla seconda parte di questa puntata di Sicilia 24 Focus che stiamo dedicando a quella che possiamo, al di là delle statistiche, chiamare una vera e propria emergenza sicurezza a Palermo dopo la morte di Paolo Tormina, ucciso, freddato proprio alla nuca, come ha rivelato l'autopsia in queste ultime ore nel locale della famiglia all'Olivella. Parlavamo, perché abbiamo visto anche il video dell'assassino reconfesso, queste catene con le pistole, parlavamo dell'ostentazione delle pistole che sì, vediamo nelle serie, vediamo anche nei video dei neomelodici. Cos'è questa? Cosa rappresenta oggi uno status symbol la pistola, oltre al fatto che Palermo è una città pericolosa e bisogna girare con la pistola? Allora, secondo me la cosa più evidente è che la pistola serve per sancire una posizione sociale, cioè il significato implicito nell'avere uno strumento come una pistola a disposizione significa che io non solo ne ho bisogno, ma io so dove trovarla, so come procurarmela e soprattutto ho i soldi per potermela permettere. Quindi in realtà ha più un valore simbolico in questo caso la rappresentazione dello strumento, come ovviamente tutto, diciamo così, i parafernalia con cui si presentano queste catene, questi abiti molto molto griffati, in cui la griffa è molto, diciamo così, semioticamente urlata per certi versi. Quindi questo fa capire che sono tutti elementi che servono per costruire una propria identità pubblica, una propria visibilità pubblica, e rispetto a questa visibilità posizionarsi, cioè avere un ruolo o presumere di ricoprire un certo ruolo per poi avere, diciamo così, la conferma e l'accordo da parte delle persone che riconoscono quei simboli. Allora adesso lasciamo il centro di Palermo, andiamo invece nella sua periferia, proprio per parlare dei quartieri da cui arrivano questi ragazzi. Vediamo insieme la testimonianza di Giovanni Giannalia, parroco del San Filippo Neri allo Zen, che vi permette poi di introdurvi il nostro nuovo ospite. Sentiamo il parroco. Sentiamo nascere nel nostro cuore l'esigenza di fare un appello all'istituzione a contrastare con più decisione un fenomeno che sta andando fuori misura. Anche noi come quartiere sentiamo il peso di uno stigma che ci cataloga come qualcosa di orrendo, però c'è anche il fatto che questo quartiere è letteralmente in ostaggio di un gruppo, e questo mi dispiace dirlo anche per le mancanze dello Stato, che ha preso il controllo del territorio. A una situazione così bisogna contrastarla con più energia. Non è possibile che pensare che i cittadini si difendano da soli o possono opporre da solo resistenza a un fenomeno come questo. Ci vuole un'azione più incisiva, se no veramente qua rischiamo di alimentare la mafia con la perdita della credibilità verso lo Stato e con lo strapotere di soggetti che diventano modelli negativi per tanti ragazzi che sono fragili e non capiscono niente. Abbiamo sentito appunto padre Giovanni Giannalia, parroco di una parrocchia dello Zen. Fabrizio Arena, presidente di Laboratorio Zen Insieme, che appunto opera e lavoro allo Zen. Hai sentito queste parole, concordi? Aspetta, non ti sentiamo, abbiamo un problema di audio.
cerchiamo di risolverlo. Intanto Attilio Bolzoni, hai sentito anche tu il parroco, lo Stato ha perso il controllo del territorio. Ecco, come commenti? Ma credo che il parroco abbia ragione. Ho sentito anche le dichiarazioni continue di questo prefetto che io non conosco nulla di personale, ma non mi sembra adeguato alla situazione drammatica, questo funzionario dello Stato non mi sembra adeguato alla situazione drammatica veramente che sta attraversando Palermo. Cita statistiche come quella del 7 agosto davanti con il ministro Piantedosi, il capo della polizia, dice nei primi mesi del 2025 i reati sono scesi del 13%. Sì, l'abbiamo detto. Di che cosa sta parlando? È il prefetto di Palermo, dovrebbe prendere in mano la situazione, minimizza in maniera drammatica. Secondo me il discorso che faceva Antonello Piranio sulla Sicilia dice non si può dare tutta la colpa all'amministrazione. Io non sono stato mai tenero col sindaco di Palermo, mai. Però il sindaco c'entra fino a un certo punto. Lì è un problema proprio di presidio militare del territorio. Lo Stato ha perso il controllo, Ecco, ha ragione il parroco. Fra l'altro leggevo anche l'intervista ad un operatore commerciale di quella zona che dice che la situazione è degenerata negli ultimi 5 anni, quindi più o meno dopo il Covid. Prima l'Olivella dice era una perla, si lavorava benissimo. Cosa è accaduto in questi ultimi 5 anni? Allora vediamo se abbiamo ripristinato l'audio con Fabrizio Arena del laboratorio Zen Insieme. Fabrizio, adesso vediamo se... Ancora c'è un problema. Va bene, allora torniamo dalla regia e vediamo se riusciamo a sentirlo. Allora scusami Attilio, ti faccio continuare. No, dico, le statistiche sono bugiarde. Le statistiche sono bugiarde, non raccontano queste due Palermo di oggi, quella del basso e quella dell'alto. E lì Palermo è anche un po' il fallimento della politica di sicurezza della destra, è il fallimento di quelli che dicono qui lo Stato ha vinto. Ma che cosa ha vinto lo Stato? Cosa ha vinto lo Stato per le stragi? C'è dispersione scolastica, non c'è lavoro, c'è violenza, c'è una borghesia mafiosa. Dove ha vinto lo Stato? Dobbiamo finirla con i trionfalismi e con questa retorica che non ci fa bene. Con la retorica i fatti si sotterrano, si distorgono. Se vogliamo andare avanti dobbiamo abbandonare i riti, le liturgie, la retorica e andare in un'altra direzione, perché se continuiamo a dire lo Stato ha vinto e che bello ogni anno un amico mi dice lo Stato ha vinto, la mafia ha perso, ogni anno festeggiamo, un amico catanese mi dice e ogni anno festeggiamo il compleanno di Falcone e Borsellino, dice proprio così, festeggiamo il compleanno di Falcone e Borsellino. La realtà è che Palermo, e non solo Palermo, anche tutta l'Italia è un'Italia dove c'è sempre più mafia e sempre meno mafiosi. Sembra un paradosso, ma è una situazione molto particolare e Palermo è ancora più particolare in una situazione particolare dell'Italia. Grazie Attilio. Allora sentiamo adesso Fabrizio Arena, penso che adesso ci sentiamo, ci sei? Parla, vediamo. Ci sono, voi mi sentite? Ci sei, so che hai anche tanta voglia di parlare perché ti abbiamo sentito oggi nel nostro telegiornale, insomma hai accumulato un po' di rabbia perché senti tutto lo stigma che c'è su questo quartiere, qui dici ci sono anche tante persone oneste. C'è una stragrande maggioranza di persone oneste nel nostro quartiere e sono quelle che vanno difese per prime perché sono palermitani e palermitane come tutti gli altri. Quindi sentivo dire serve fare una rivoluzione culturale in qualche modo per arginare la violenza, ha detto qualcuno in questi giorni. Io sono pienamente d'accordo, però la rivoluzione culturale deve chiamare alla responsabilità di tutti e tutte, perché fenomeni come il disagio giovanile, l'interiorizzazione di modelli sbagliati e tutta la violenza e la prevaricazione che vengono generati da questi fenomeni sono molto profondi e non possono essere relegati a una determinata questione sociale o un determinato quartiere. È un problema collettivo, dobbiamo tornare a collettivizzare i problemi. Io credo che in questo senso, molto più che dopo che all'indomani dei tragici fatti di Monreale, ci sia un passo in avanti da parte della città, ma c'è ancora tanto lavoro da fare perché continua
lo stigma da parte di una parte di città di serie A, oserei dire, che giudica la parte di città di serie B e fa di tutta l'erba un fascio. E questa cosa non aiuta, perché se noi vogliamo contrastare la violenza dobbiamo renderci conto che attaccare un intero quartiere, criminalizzare, stigmatizzare un'intera comunità di oltre 20.000 persone per un orribile fatto di sangue è esso stesso un atto violento. Quindi dobbiamo cominciare dall'abbracciare la città e dall'abbracciare quartieri come lo Zen, dando loro fiducia, perché la mancanza di fiducia e lo stigma che ha continuato a rimanere da parte della città hanno enormemente contribuito a rendere lo Zen quel quartiere pieno di problemi che è ancora oggi, dopo 40 anni. Ecco, però il parroco diceva una cosa anche importante, c'è un intero quartiere che è ostaggio di un gruppo, questi gruppi ci sono. Assolutamente sì, quando io parlo di stragrande maggioranza di persone per bene mi riferisco a questo, ci sarà una minoranza che per quanto nutrita è una minoranza che mette in difficoltà il resto del quartiere, però attenzione a dire a un quartiere esausto, stremato, sempre più criminalizzato, di dover anche scendere in strada a dimostrare che non sono tutti così. Vogliamo che dimostrino anche qualcosa queste persone, e a chi? Al resto della città, per in qualche modo scardinare il pregiudizio che il resto della città crea, estendendolo a tutto il quartiere. Ecco, ma a parte la vostra, spaventata. Scusami, la vostra associazione, tutte le altre associazioni, i volontari, le parrocchie, ci sono spazi dello Stato che mette la sua orma, la sua impronta? Ci sono le scuole che fanno un ottimo lavoro ma faticano tantissimo. C'è un consultorio che anche lì fa il possibile ma arranca, c'è un ambulatorio dell'ASP che va togliendo specializzazioni di mese in mese, quindi c'è uno Stato a macchia di leopardo, poco resiliente e che non sa dare le risposte che servono a un quartiere così complesso. Ed è uno Stato che spunta incredibilmente allarmato quando succedono fatti di cronaca come quello di sabato scorso. Sentivo anche l'assessore prima, ma si unisce al coro di dichiarazioni di questi giorni. È tremendo che un ragazzino evochi quello che è successo sabato scorso contro un professore, ma episodi del genere sono all'ordine del giorno in un quartiere complesso come lo Zen. Era tremendo anche prima di sabato scorso, era tremendo anche prima dei fatti di Monreale. Ecco, più che la costernazione e l'urgenza del momento, quando ci sono le contingenze, i fatti di cronaca, sarebbe bello che ci fosse un'azione dello Stato continuativa di lungo corso, che si investisse su questo quartiere, che ci fossero servizi continuativi, che si mettesse il quartiere nelle condizioni più Stato, insomma. pensarsi. Sì, ma più Stato significa creare le condizioni affinché nascere qui non significa avere un futuro segnato, significa avere le stesse opportunità che nascere fuori, significa che i diritti non devono diventare un lusso, altrimenti continuerà a ripetersi questo circolo dell'esclusione. Non ce ne facciamo niente all'indomani dei fatti di cronaca, delle prese di posizioni costernate e della corsa ai ripari rispetto all'urgenza X o all'emergenza Y. Lo Zen è un'emergenza continua. È chiaro e non lo è sicuramente da oggi, è così. Ma mentre questi sono i veri problemi e che naturalmente la soluzione non arriva domani con l'apertura di una scuola, vedo che tanti invece puntano il dito contro le serie Gomorra, la serie Il Capo dei Capi, ecco, avranno forse anche un effetto perché questi personaggi un po' scimmiottano questi capi, ma quanto influenzano davvero questi fenomeni? La questione è delicata perché in realtà sicuramente la rappresentazione della violenza ha delle conseguenze sui consumatori di questa rappresentazione, però le conseguenze sono dovute più che altro, vanno analizzate in una maniera, mi faccia dire, ecologica, cioè rispetto a che tipo di ambiente noi ci siamo collocati. Se il nostro ambiente è un ambiente violento, sicuramente vedere dei contenuti violenti non fanno altro che rinforzare la violenza del mondo in cui viviamo, quindi sicuramente la violenza chiama violenza, soprattutto legittima violenza, mentre se noi siamo in un contesto, diciamo così, ecologicamente dal punto di vista sociale un po' più tradizionale, un po' più tranquillo, in quel caso la visione di
contenuti violenti non può far altro che avere un ruolo più che altro catartico o più che altro semplicemente di rappresentazione. È praticamente impossibile pensare che dei contenuti violenti spingano le persone ad essere violente, perché sarebbe attribuire un eccessivo potere ai media, che comunque hanno un potere molto forte, soprattutto di orientamento culturale, ma questo potere di solito ha bisogno di essere confermato o disconfermato dal contesto sociale che ci sta intorno. E fra l'altro, come diceva oggi Pif, allora dovremmo essere tutti in tonaca da prete in bicicletta, visto il successo di Don Matteo. Ma adesso vediamo insieme un'altra clip, un'altra testimonianza che ci porta all'altro ospite che si è collegato con noi. Ascoltiamo Salvo Piparo. In un mondo al contrario, piccoli boss crescono. È come il bruco che diventa farfalla tra una serie di mafia e l'altra. Il pidocchio arrenisciuto diventa un leone. Si comincia con i piccoli furti, fa il corriere, qualche dose, così alla testa, la schia, s'accovata, l'occhialino, la spaduzza. Nel frattempo si va ad allenare a Malasiano, in quelle palestre di quartiere, dove gli mettono tra le mani una bella pistola a salve modificata, e così impara a piegare le gambe prima di tirare il corpo. A quel punto, cari ragazzi, è chiaro che se uscite la sera con la pistola è inevitabile l'avanzamento di carriera. Dopo che vi arrestano, in certi casi è come passare a un livello superiore. Del resto, se esordite accollandovi un triplice omicidio, avete iniziato col botto. È come fare una tripletta in trasferta. Siete dei predestinati. Benvenuto Salvo Piparo, attore e contista. La tripletta di cui parlavi in questo post, che non è di ora, è un post di 6 mesi fa, fatto all'indomani della strage di Monreale, appunto, è quella dei 3 cadaveri per terra. Anche se sei qui con noi l'abbiamo voluta estrapolare, perché ti voglio chiedere, ma cosa è cambiato in questi 6 mesi? No, è cambiato poco, anzi è peggiorata la situazione. Viviamo un momento dove profondiamo nel baratro, perché tutto quello che da 6 mesi ad oggi è stato attuato non è risultato efficace. I cliché si sprecano, siamo continuamente sommersi dai luoghi comuni quando si parla di una soluzione a questo problema oggi. E vedo delle persone preparate, c'è una grande stima verso le persone che ho ascoltato nel loro intervento, perché tutti in qualche modo girano attorno al focus da attuare, ovvero più presidi che diano sicurezza. Non si tratta qui di decidere se deve essere l'esercito o se non deve essere l'esercito, che ci siano dei presidi, ci siano dei presidi di persone responsabili. Forse la soluzione non è un presidio armato con un fucile, potrebbero anche essere dei presidi di professori, insegnanti, padri di famiglia, una presenza costante però, che ci sia. Io ricordo il presidio dei Vespri all'indomani delle stragi di Falcone e Borsellino, e non è stata una passeggiata per nessuno, neanche per quei ragazzi armati che venivano da tutta l'Italia a presiedere le strade palermitane. Si vedevano guardare anche male, era una violenza da entrambi i lati. Però se presidio armato deve essere, che lo si faccia in una maniera intelligente. Stiamo arrivando ad un punto di non ritorno per colpa di alcuni cani sciolti che raggiungono la notorietà immediata attraverso i social che andrebbero bannati. Quindi sicuramente la sicurezza passa da tante soluzioni, non è soltanto una la soluzione. La soluzione è che dobbiamo comunicare tutti quanti, ognuno col proprio ruolo, il sacerdote nel suo, il teatrante nel suo, il giornalista nel suo, un concetto chiave: e chi utilizza la pistola è un debole, è uno che rinnega la parola, è un animale, perché è uno che non sa parlare. Un tempo c'era il ragionamento, il valore del ragionamento. Noi risultiamo essere, per farla così un po' epica e romantica, risultiamo essere ancora
dentro un libro scritto da Verga, un libro che parla dell'Ottocento. Noi siamo dentro una cavalleria rusticana dove si preferisce o Far West, guardare. se vogliamo fare un film, perché qualcuno parla di Far West. Noi siamo i vinti di Verga e non riusciamo a scollarci da questo incantesimo. Salvo, Allora, ma tu di quale quartiere sei? Dove sei cresciuto? Quale realtà di Palermo conosci? Io sono cresciuto e nato nel quartiere dell'Albergheria e con orgoglio racconto sempre il quartiere dell'Albergheria, che è il quartiere che ingloba il mercato di Ballarò. Ma mio nonno, che abitava l'Albergheria, aveva un'attività, era un ciabattino nel quartiere adiacente, l'altro mercato, il Capo. Tra Ballarò Ma sai e perché il te lo Capo, chiedo? Perché tu in quella clip che abbiamo mostrato, in quel post che tu hai fatto, sei un attore ovviamente, veramente fai il ritratto di queste persone, lo rendi veramente bene. Sono personaggi che ovviamente ci passano, cioè camminano, li vediamo, eccetera. Tu li hai proprio rappresentati nei loro tic, nelle loro manie, nell'occhialino, nella barba. Non la tua, ovviamente. Io vivo alle porte di Ballarò perché tutta la mia giornata la passo in una via che è davanti l'ingresso di Ballarò, ovvero l'Arco di Cutò, che è una delle porte che racconta tanto di quella città. Però nella vita si può scegliere. Ci sono un sacco di persone che si guadagnano il pane a Ballarò, al Capo, allo Zen, e ci mancherebbe, noi questo lo diciamo, non scadiamo nel luogo comune, ci mancherebbe nel dire che nei quartieri popolari ci stanno solo le mele marce. Sappiamo benissimo che non è così, però i presidi aiutano tanto a sentirci tutti più sicuri e a disarmare l'intento. Ecco, ma in questo invece anche in rappresentazione, ti tiro ancora su questo aspetto, cioè queste persone un po' si assomigliano, hanno la stessa barba, lo stesso scooter, lo stesso modo di vestirsi, le stesse catenine d'oro, le stesse catene. Ecco, che cosa c'è dietro secondo te, questa voglia di fare parte di un branco, di essere anche riconoscibili? C'è uno status disegnato, sono pittati, no? Perché dal capo dei capi a Gomorra si è disegnato questo modello, un modello sbagliato. Ora, se un ragazzo spara ad un altro ragazzo, va a casa e si fa un video su TikTok con la voce sotto del film del capo dei capi, ragazzi, bisogna bannare i profili, bisogna non dargli questa visibilità. I profili dovrebbero essere vagliati dalle autorità a priori, non dopo che succedono le cose. Mi sembra un'impresa molto complicata, no Bennato, tu che pensi? Insomma... Allora, io sono dell'avviso che sicuramente la rappresentazione della violenza quotidiana nelle piattaforme digitali e in TikTok in particolare dovrebbero intervenire le piattaforme, cioè ormai questo qua è presente non solo quando si parla di fatti violenti legati alla mafia, ma ormai in genere, quando c'è violenza di genere, sessuale, quando c'è violenza nelle scuole, quando per esempio c'è il bullismo digitale e così via dicendo. E su questo le piattaforme hanno grossissima difficoltà a intervenire. Secondo me in realtà il fatto che ci sia qualcuno che decide di rappresentare se stesso in questi spazi è sintomatico del fatto che se appartenesse ad una comunità che lo riconosce come tale non avrebbe bisogno di autorappresentarsi, quindi è vero secondo me come indicatore indiretto, cioè è vero che c'è un mondo di violenza con cui bisogna fare i conti e con cui bisogna intervenire come Stato e come territorio, e sicuramente la questione dei presidi è molto importante, ma fa capire sostanzialmente che c'è qualcuno che ha bisogno di utilizzare questi strumenti per riconoscersi in un gruppo, per utilizzare dei simboli di un gruppo, la pistola, la catena, il vestito super griffato, vuol dire che in realtà questo legame con quel tipo di violenza di cui vorrebbe far parte non ce l'ha o comunque non è completo. Ecco. Allora siamo agli ultimi minuti, guardiamo assieme la testimonianza, anche clip, un'altra clip veicolata sui social, ahimè, di un altro personaggio dello spettacolo, e poi facciamo un ultimo giro veloce di commenti. Sentiamo Sasà Salvaggio. Dice Sasà, ma tu fai il comico, devi fare ridere, io faccio questo. E anche stamattina stavo pubblicando un post, va bene, abbiamo visto la notizia, il cuore, guarda, ne ha diventato tanto. Ma come si fa? Dio santo.
Io non lo so, dica, ma che cosa avete in testa? A voi sembra che guardare ste fiction sulla mafia, vi pare che la vita reale è un'altra. Invece di pensare a ammazzare le persone, a sciarriarvi in mezzo alla strada, pensate a portare avanti la vostra famiglia, il vostro futuro, pensate a portare avanti l'immagine di questa terra, perché quando succede una cosa del genere, alla fine ci andiamo tutti di mezzo. Io sono qua a New York, la prima cosa che mi dicono, a Palermo, così mi ammazzo la vita per reclamizzare una bella Palermo, che Palermo è bella. Fabrizio, in grande anche tu un po' vuoi che resti una bella cartolina dello Zen, no? Nonostante tutto. È complicato avere una bella cartolina dello Zen in questi giorni, dopo questi fatti, ma soprattutto, ripeto, è complicato da sempre, perché lo Zen è il punto di arrivo di una serie di mancanze. Quello che vediamo con questi fatti di cronaca è la punta dell'iceberg. Lo Zen è un quartiere in cui le case da 40 anni non sono assegnate, l'iter per le residenze si inceppa, mancano spazi verdi, spazi di aggregazione, c'è un solo asilo con 20 posti, mancano opportunità di lavoro. Il quartiere è sommerso dall'immondizia, non è mai stato terminato il sistema fognario. Prendere un autobus per andare a scuola è un cammino della speranza e in più esci da questo quartiere e ti giudicano come un criminale per il solo fatto che sei dello Zen. Allora, se vogliamo che lo Zen riemerga dal baratro in cui è sprofondato o in cui viene mantenuto scientemente, possiamo dire, dobbiamo pretendere una presenza reale dello Stato che non può esaurirsi nel solo presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine, che pure serve, ma serve investire sulla bellezza, sulla cultura, creare occasioni di lavoro, includere le persone nel dibattito pubblico, perché le consideriamo sempre come oggetto di questo o di quell'intervento. La gente qui non vuole beneficenza, vuole fiducia, vuole sentirsi parte della cosiddetta società civile, ma continuiamo a tenerli fuori dal tessuto sociale, dal tessuto culturale, dal tessuto produttivo della città. E allora si vuole aderire a un determinato modello, si vuole dire questa città è anche mia, si arriva carichi di rabbia dalle periferie, questa rabbia si tramuta in prevaricazione, mettiamoci dentro la facilità con cui girano le armi, la frittata è fatta e abbiamo visto i fatti di Monreale, abbiamo visto il fatto di sabato scorso all'Olivella e continueremo a vedere ad alimentare questo circolo vizioso. Misure strutturali. Grazie Fabrizio Arena, presidente di Laboratorio Zen Insieme. Salvo Pipero, ancora un ultimo commento da parte tua. Il commento che tento di fare in maniera naturale è quello che la disponibilità da parte degli operatori culturali di Palermo e non soltanto palermitani è scontata. Noi non aspettiamo altro che di essere coinvolti non soltanto dalle istituzioni, ma entrare nei quartieri è importante. Entrare nei quartieri è uno scambio equo per noi e per la gente del quartiere. Ci sarebbe da dire anche che ci sono alcuni quartieri di Palermo molto popolari dove le piazze di spaccio non sono mai entrate. Facciamoci qualche domanda: perché le piazze di spaccio non entrano in tutti i quartieri? Beh, alcune persone in qualche maniera hanno combattuto per non far entrare la piazza di spaccio. Questo perché a livello culturale qualcosa si è mosso per non far entrare le piazze di spaccio. La piazza di spaccio è entrata soltanto in quei quartieri che hanno rinnegato questa cultura dove i bambini possono giocare per strada ancora. Non è un sogno e non può essere un sogno, dovremmo ritornare a questo. E ovviamente gli spazi del verde che vengono appunto chiamati in causa sono necessari, così come gli spazi di aggregazione dove poter leggere un libro, dove poter raccontare. Che non possono essere solo appunto le associazioni. Brevemente, Attilio Bolzoni, secondo te Palermo ha ancora la capacità di reagire? Secondo me, io ho abitato 25 anni a Palermo, è la città che più di tutte le altre in Italia, dopo le stragi, è andata avanti. In che senso? E per le ferite che ha avuto, che ancora sanguinano, per le cicatrici che non si riescono a rimarginare, è una città che ha avuto una sua resistenza, contrariamente a Milano, a Roma. E questa carica progressiva è andata avanti veramente per almeno 2 decenni. Adesso si è arrestata, si è fermata, è successo qualcosa a Palermo che ancora non abbiamo capito, non è stata capita fino in fondo e che ha fermato questo processo
di resistenza e di ribellione che c'è stata dopo le stragi. Da dove si ricomincia non lo so, sicuramente dalle cose che abbiamo detto tutti ci vuole più controllo, più presidi, più sicurezza. Lo diciamo tutti. Speriamo che non ci voglia più sangue, speriamo che non ci vogliano ancora degli omicidi per dare veramente questa scossa. Speriamo che ci sia più controllo. Mi stupisce sempre l'atteggiamento del prefetto di Palermo, che sta minimizzando in maniera drammatica la situazione. Telegrafico, l'ultimo dettaglio, questo ragazzo Paolo era stato in America, aveva imparato a fare il barman, aveva iniziato a lavorare e poi aveva deciso di tornare a fare il suo lavoro a Palermo. È una brutta, quasi una pietra tombale sul desiderio di tanti ragazzi che vanno fuori e che poi magari avrebbero il desiderio di tornare. C'è da dire che la frase che viene in mente è quella che nessuno si salva da solo, cioè nel senso questa persona che appunto che è morta, che in questo modo così barbaro in realtà aveva investito su se stesso, aveva investito nel posto in cui voleva vivere, che è la città di Palermo, però si è scontrato con un tipo di contesto che non gli ha permesso di manifestare e di esercitare il proprio sogno. Quindi questo vuol dire sostanzialmente che per queste cose non possiamo essere lasciati soli come individui, come cittadini e come società, ma abbiamo bisogno di avere il sostegno anche delle istituzioni che ci stanno intorno. Noi ci dobbiamo fermare, ringrazio Davide Bennato, presidente del corso di laurea in Scienze in Lingua della Comunicazione, Attilio Bolzoni, giornalista, Salvo Piparo, attore e cuntista, Fabrizio Arena, presidente del laboratorio Zen Insieme. Ringrazio anche tutti voi che ci seguite da casa e speriamo che questo momento di dolore collettivo dia qualche frutto e che a Palermo, ma possiamo dire anche in tutta la Sicilia, chi sceglie di non voltarsi dall'altra parte, chi sceglie di non farsi gli affari propri, non lo debba fare a proprio rischio e pericolo. Grazie a tutti e buon pomeriggio.